Hai dato una spiegazione logica e lineare su questo cambio nella formazione della giunta rispetto a quella annunciata a Padova. Beh, assolutamente sì, ma anche non misteriosa, nel senso che è stata fatta una giusta valutazione dal tavolo nazionale dicendo la Lega non ha più il ministro, non ha assolutamente il presidente di Camera e di Senato, Commissione Agricoltura, non ha il sottosegretario, è l'unico che c'è, e diamogli almeno gli assessori all'agricoltura in modo tale che comunque Lega e PDL abbiano sempre mantenuto l'equilibrio di rappresentare entrambi all'interno di diversi comparti i comparti e quindi a essere presenti. C'è nessuna girandola di deleghe dovuta a indicazioni nazionali? Beh, assolutamente no, abbiamo dimostrato totale serenità, voglia di lavorare in squadra e il risultato penso lo si apprezzi dal sorriso di tutti gli assessori presenti. Abbiamo ben chiari gli obiettivi e soprattutto le risposte da dare ai veneti. Come mai gli assessori regionali all'agricoltura devono essere leghisti? Beh, questa è una scelta che si è fatta coralmente assieme al coordinatore della PDL e della Lega in virtù del fatto che a livello nazionale c'è tutta una filiera dedicata all'agricoltura rappresentata dalla PDL a partire dal Ministro, i Presidenti di Commissione di Camera e di Senato e il Sottosegretario e quindi la Lega per avere quantomeno anche lei una rappresentanza in agricoltura ha chiesto gli assessori regionali. A noi sembra qualcosa di scontato. Presidente, ma la cena del bollito? Beh, al di là dell'aspetto bucolico direi che è importante che noi continuiamo a trovarci tutte le settimane per programmare, per progettare, per dare risposte ai veneti. Noi abbiamo intenzione di incontrarci e dimostrare che questa efficienza che abbiamo avuto in queste prime settimane, varando in tempi record la prima giunta d'Italia, continueremo ad averla anche poi per le future delibere e per le nuove leggi. Cosa risponde a chi dice che lei sia stato costretto a rimescolare le carte prima di cominciare a giocare? Beh, che non è vero anche perché io non ho mai consegnato le carte, nel senso che la partita non era iniziata, ho semplicemente nominato gli assessori senza deleghe, quindi erano delle cariche spurie. Abbiamo rispettato i tempi perché oggi era prevista la prima giunta e oggi abbiamo fatto la prima giunta, potrò pur decidere qualcosa. Presidente, come legge quello che sta succedendo adesso in questi giorni al governo e avrà secondo lei qualche effetto qui? Beh, e qui assolutamente no, anche perché noi siamo motivati, siamo una squadra, lavoriamo con lo spirito del team e vogliamo dare risposte ai veneti. Abbiamo 4.882.000 veneti che hanno ben letto il nostro programma e sanno quali sono i nostri impegni. Poi quello che accade a livello nazionale lo guardiamo con attenzione e con il massimo rispetto, ma non sarà sicuramente elemento di discussione in Veneto.